Orojat. Eccomi. E gli chiediamo a lui di presentarsi e di raccontarci qualcosa di come ha iniziato a cantare Sì, io mi chiamo Dorojat, Luca Dorotea, al secolo, e vengo da Tolmezzo. Verso la fine degli anni 90, ormai bisogna usare questi dettagli, mi sono innamorato di un genere musicale che poi è diventato la moderna musica popolare, no? Parlo della musica hip hop, del rap, ecco. Vivendo su in Carnia, a Tolmezzo in particolare, ad ascoltare quel tipo di musica, eravamo veramente 4 gatti. E da lì in poi il gatto è diventato un po' il mio animale totem, per questo nel mio nome c'è il gatto, no? Ghiat vuol dire gatto in lingua friulana, e per questo il nome del mio primo gruppo, che in tanti si ricordano, soprattutto qua in Friuli, è Carny Cats, dove cats voleva dire appunto gatti in inglese. Ai tempi abbiamo cominciato quasi così per scherzo a mescolare lingua italiana, lingua friulana nelle canzoni. Abbiamo attraversato diverse pubblicazioni nel corso degli anni e finché a un certo punto nel 2013, tra 2013 e 2015, il progetto di gruppo si è un po' spento e ho cominciato la carriera solista come Dorojat, che mi ha portato a mia volta a pubblicare altri album, a fare altre esperienze, ed eccoci qua. Bene. Sei uno dei pochi cantanti friulani che anche canta in friulano, perché ci sono tante persone che dal Friuli così si dedicano alla musica, però tu sei uno dei pochi che canta in friulano e quindi anche sostiene un po' il Friuli e questa lingua che sennò andrebbe un po' a scomparire se nessuno la usa anche nella musica. So che fai vari concerti un po' in giro per l'Italia, ci vuoi raccontare qualcosa delle tue avventure o le mie peregrinazioni? Sì, beh, allora facciamo subito una precisazione. C'è un folto sottobosco, diciamo, di gente che canta in friulano e c'è sempre stato dagli anni 70. Il punto è che non parla col mercato mainstream, come si dice, no? Col mercato commerciale, ecco, qualcuno direbbe. Preferisco la parola inglese, mainstream. E quindi spesso chi canta in friulano non riesce a entrare nelle cerchie, diciamo, dei nomi più conosciuti. Io ho avuto una grande popolarità tra 2016 e 2017 perché sono entrato appunto nelle cerchie della musica popolare, il mio nome è uscito da qua e io ho sempre mescolato il friulano e l'italiano nelle canzoni fin dai tempi dei Carny Cats. In quegli anni ho avuto la fortuna anche di salire sul palco del 1° maggio nel 2017 appunto a Roma, che è stato una bellissima vetrina, ma non lo dico io come semplice slancio egoico, quanto piuttosto perché è stato percepito molto dalla popolazione locale come un momento in cui la cultura friulana riusciva ad avere un momento di esposizione a livello mediatico nazionale. Ecco, quello forse è stato un po' il mio zenith da un punto di vista di popolarità. È chiaro che prima e anche dopo c'è stato molto, ho lavorato molto, ho fatto molti dischi, molte canzoni, molti concerti, sono molto contento e l'utilizzo del friulano nei testi rimane non solo una cosa che mi caratterizza, mescolato appunto all'italiano, no? Il friulano mescolato all'italiano, non solo una cosa che mi caratterizza, ma anche una cosa della quale vado molto fiero, che mi piace molto, che mi diverte molto e che quindi continuo a fare. Hai detto che hai fatto molti concerti ma anche molti dischi. Sì, tra una cosa e l'altra sì, li ho contati di recente perché in aprile di quest'anno ho pubblicato un EP, in realtà sono solo 4 canzoni, che si chiama Biancoscuro, e quindi in quell'occasione mi sono ritrovato a collaborare con un rapper italiano
molto grosso, molto famoso, che è Tormento, il cantante dei Sottotono, è stato anche in gara a Sanremo quest'anno, è comunque un cantante, un rapper che è in attività dagli anni 90, da quando io ho cominciato ad ascoltare sta cosa, e quindi anche questa sensazione di aver pubblicato dopo tanti anni un brano con quello che era uno dei cantanti che ascoltavo di più in adolescenza mi ha portato a riconsiderare, no? A fare il conto di alla fine quanti dischi ho pubblicato. Io ho pubblicato, a parte questo EP, 3 dischi da solista, 3 album da solista. Poi ho fatto un album coi Carnicats nel 2008 e coi Carnicats ho fatto anche 2 mixtape, si chiamavano così ai tempi, erano era un modo per definire le raccolte di brani che non avevano proprio la sostanza di un album, ma erano più una raccolta di brani magari anche meno curati, però in questo più spontanei, che hanno anche prodotto 2 delle canzoni più conosciute dei Carnicats, che sono Welcome to Chiarnia e Paijan, che erano entrambe in 2 dei mixtape dei Carnicats, e poi ho fatto 2 EP, quindi sono 2 EP, un album con i Carnicats, 2 mixtape, 3 album da solo. Quanto fa? Ho perso il conto. Dopo faremo in tutti i conti anche con le varie canzoni che fai, che comunque ho saputo che ultimamente hai fatto una canzone anche per un gruppo sportivo, per un... Sì, io sono entrato in contatto, ho messo di dirlo prima, con la musica rap attraverso la pallacanestro, perché sono 2 realtà che sono sempre andate molto a braccetto, un po' perché alcuni dei giocatori più famosi del mondo, buona parte in realtà, sono afroamericani, e un po' perché l'hip hop è una cultura che nasce nei ghetti afroamericani, e queste 2 cose sono sempre andate di pari passo. Da ragazzino io ho sentito le prime canzoni rap nelle VHS, no? Nelle videocassette di Shaquille O'Neal, che ai tempi giocava agli Orlando Magic, sì. Parliamo proprio della preistoria, e lì ho sentito le prime canzoni rap, e vedere che Shaq, che era uno dei miei idoli, faceva anche il rap, probabilmente ha lavorato un po'. Quest'anno ho visto la chiusura del cerchio quando sono stato contattato dalla direzione dell'APU per scrivere l'inno della squadra. Mi hanno contattato quest'anno, sul finire dell'anno scorso in realtà, del 2024, e abbiamo fatto questo lavoro io e Luca Moreale, che è un mio collaboratore, insomma, col quale suono sia dal vivo, produce, registra, mixa, insomma un mio collaboratore fisso, ecco, col quale abbiamo realizzato questo brano che poi è diventato l'inno della squadra, che guarda caso poi ha anche vinto il campionato di A2 quest'anno e si è qualificata nella LBA, no? Come si chiama? LBA, che sarebbe la 1, insomma, la squadra esatto. professionistica del basket. Quindi se gli ho portato un po' di fortuna sono contento, ecco, è stata una bella esperienza anche parlare di pallacanestro, perché non è banalmente solo un inno in cui parlo della squadra, anzi parlo molto del gioco, anche della pallacanestro, è stato molto interessante. Certo. E hai dei progetti per il futuro? Beh, i progetti come sempre siamo alle soglie dell'estate, quindi l'idea adesso è di suonare quanto più possibile durante l'estate dal vivo. Ci sono già delle date, non posso ancora rivelare niente. Beh sì, in realtà un paio sono già state pubblicate proprio oggi che registriamo sui social, quindi c'è un'apertura a Itazenda a Tolmezzo il 14 giugno e c'è un festival di musica indipendente a Melcesine in provincia di Verona, sul lago di Garda, il 7 di giugno. Per ora solo queste 2, poi vediamo, incrociamo le dita che ci sia qualcosa di bello ancora ed interessante che ci tenga impegnato tutta l'estate, per poi arrivare al prossimo anno in cui pubblicherò il 4º disco solista, che bene o male è già scritto, deve essere ultimato, manca tutta la parte di lavoro più noiosa, e poi pubblicato, insomma, con l'etichetta con la quale ho firmato, che è una piccola etichetta indipendente di Roma, si chiama La Grande Onda. Il CEO, diciamo, il manager, come si dice? So dirlo solo in inglese, il capo dell'etichetta è il Piotta Tommaso Zanello, che è di origini friulane, che, insomma, col quale ho firmato ancora nel 2022 il 3º disco, già era uscito per loro, e anche il 4º, Inshallah. Perfetto. E quindi bene, abbiamo fatto questa bellissima intervista con Doro Jat.
che comunque continua a produrre sempre dischi nuovi e a promuovere un po' la lingua friulana, mista con quella italiana, anche per avvicinare un po' la gente alla lingua e farsi capire, magari così alternando l'italiano con il friulano e dando anche un valore poetico un po' alle tue canzoni, no? Perché comunque la lingua del rapper è un po' poetica, anche se alla fine c'è questa volontà nel voler tirare fuori dal profondo le proprie impressioni, no? Questa voglia di trovare un po' se stessi, forse così, no? Nel rap, dopo non so. Beh, insomma, in tutti gli artisti, dai, diciamo che esprimere se stessi dovrebbe essere un pochino il cuore della manifestazione artistica, ecco. Certo. Bene, grazie di tutto, Dorozat.